Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. In carcere e col cellulare. A Catania il trapper milanese Baby Gang videochiama dal palco Nico Pandetta che risponde davanti a un pubblico in delirio. Sul caso indaga la polizia. Vigili urbani aggrediti a Siracusa, il comandante chiede per i 2 uomini pene esemplari. Monreale, dopo i funerali delle 3 vittime della strage c'è paura di nuovi fatti di sangue, ma anche sfiducia nelle istituzioni. Domani corteo per chiedere più sicurezza. Bayesen è arrivata la potente gru marina per le operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello lo scorso agosto. 70 operatori mobilitati da tutta Europa. Catania Air Show 2025, domani lo spettacolo evento sul lungomare con l'esibizione delle frecce tricolori, le acrobatiche evoluzioni in diretta su Telecolor. Calcio Serie B, Palermo in cerca di riscatto domani in casa del Cesena dopo la sconfitta con il Sud Tirol. Rosanero sesti, ma ancora non hanno la matematica certezza di giocare i play-off. Serie C, domani scattano i play-off, al Massimino arriva il Giuliano, Toscano dovrebbe confermare l'11 di partenza visto a Potenza, unica eventuale alternativa Quaini a centrocampo. Bentrovati, suscita inquietudine ma anche tante domande quanto è successo a Catania. Il trapper milanese Baby Gang ha videochiamato dal palco Nico Pandetta che risponde davanti a un pubblico in delirio. Potrebbe sembrare tutto normale, ma se non fosse che l'ex neomelodico catanese è in carcere. Il video nel servizio di Emanuela Corsi. Un fenomeno dilagante, una piaga fuori controllo che negli anni continua a crescere. La capacità dei detenuti di comunicare con l'esterno è impressionante perché i telefonini sono ovunque. Lo hanno denunciato più volte procuratori e polizia penitenziaria. Una falla nel sistema, mancanza di personale o controlli insufficienti. Fatto sta che i detenuti riescono a comunicare con l'esterno. A volte sono addirittura mafiosi che impartiscono dal carcere gli ordini. Questo è ciò che è accaduto a Catania pochi giorni fa. A mio fratello voglio un cazzo di casino per Nico Pandetta. È il 1° maggio, alla Playa va in scena il One Day Music, evento che richiama da anni migliaia di giovani e giovanissimi. Tra gli ospiti c'è il trapper milanese di origini marocchine Baby Gang. Il giovane, prima di esibirsi con il brano italiano, estrae lo smartphone e videochiama Nico Pandetta, che appare con il suo volto davanti al pubblico in delirio. Nulla di strano se Pandetta però non fosse in carcere dal 2022 per spaccio ed evasione. Il trapper milanese e quello catanese, ex neomelodico, sono legati da un'amicizia e da una collaborazione artistica, ma anche dai problemi con la giustizia. Pandetta più volte è finito al centro delle polemiche, non solo per i testi delle sue canzoni, una su tutte dedicata allo zio, il boss Salvatore Turi Cappello al 41 bis, ma anche per aver violato le misure di prevenzione ed essere stato trovato in possesso di un cellulare, nonostante la detenzione in carcere. Pochi mesi fa, il trapper aveva pubblicato una storia su Instagram, poi cancellata, ma ripresa dai suoi fan. Sul caso indaga la squadra mobile di Catania. Non vi preoccupate perché il disco è quasi pronto. Il giorno dopo l'aggressione a 2 giovani vigili urbani ad Augusta, oggi questa è la notizia del giorno, tra l'indignazione di chi ha visto tutto e la rabbia del comandante della polizia locale che parla al nostro telegiornale. Per i 2 aggressori chiede una condanna esemplare. Francesco Aloi. Fanno certe cose, sembrava davvero il Far West. Lei ha visto la scena dal vivo? No, sì, dopo un po', non quando è iniziato. Cose che non si sono in passato mai sentite dire, purtroppo non so perché c'è un sacco di gente che è impazzita praticamente. L'aggressione ai vigili di Augusta qui è l'argomento del giorno, soprattutto in via Lavaggi, dove tutto è accaduto. I ragazzi hanno buttato in mano il vigile, allora il vigile l'hanno preso, poi scappando l'hanno preso e lui è caduto per terra e ci hanno messo le manette. E poi siamo scappati tutti perché ne spaventavamo. È a rischio, sia i vigili urbani sia i cittadini ad Augusta siamo tutti a rischio. Processati per direttissime i 2 aggressori, 37 e 46 anni, quest'ultimo già noto alla giustizia. Con il nuovo decreto sicurezza rischiano grosso.
In questo video la violenza contro i due vigili non ha bisogno di commenti. Tutto per una multa, ma fatta ad una terza persona, che con i due non aveva nulla a che fare. La signora che aveva parcheggiato l'auto in doppia fila ha accettato la sanzione ed è andata via, quando gli aggressori, operatori edili che stavano lavorando in una terrazza, sono scesi per scatenare il Far West. La cosa che mi fa rabbia è che i signori non avevano preso nessuna multa, hanno deciso di imbattersi in un confronto fisico senza avere neanche, non c'è il motivo neanche quando si prende la multa, figuriamoci quando non si prende. I due vigili se la sono cavata con qualche giorno di prognosi, ma sicuramente il triste ricordo sarà sempre vivo. Sarà un momento brutto da dimenticare perché nessuno vuol far male a nessuno, ma sicuramente non si vogliono ricevere calci e pugni. E qualcuno dice, ormai si rischia la vita anche per una banale multa. Paura e sfiducia sono i due sentimenti principali a Monreale all'indomani dei funerali delle 3 vittime della strage di sabato scorso. Paura di nuovi fatti di sangue, sfiducia nelle istituzioni e domani Monreale torna in piazza. Maglio Viola. Non ci fidiamo dello Stato, non sappiamo se avremo mai giustizia. È una denuncia forte, dettata non solo dall'emozione, quella dei parenti delle vittime della strage di Monreale, una denuncia che ha avuto eco a margine dei funerali di Salvatore Massimo e Andrea, le 3 giovani vite spezzate in quella sparatoria. Ma la sfiducia e la paura affondano le loro radici in modo più profondo nella società monrealese. La tragedia infatti poteva essere prevista, forse evitata. Non era infatti il primo scontro fra palermitani e monrealesi. In altre occasioni gruppi di giovani si erano pesantemente insultati, qualche volta erano anche venuti alle mani. Niente di così grave però, ma gli episodi ripetuti potevano e dovevano essere un segnale di allarme. Adesso regna la paura, una paura che si è avvertita in occasione della fiaccolata di lunedì scorso, quando in tanti non sono scesi in piazza perché si era sparsa la voce che i palermitani erano tornati. I genitori così hanno tenuto i ragazzi a casa e ora il grido è comune. Dove erano le forze dell'ordine quella sera? Dove erano nelle settimane precedenti quando l'escalation è cominciata? Domenica sera a Monreale torna in piazza ancora una nuova fiaccolata per dire no alla violenza, per sconfiggere quella paura, per lanciare ancora una volta un messaggio e una denuncia. I modelli di questi ragazzi sono fiction come Gomorra e Mare Fuori, fiction che mitizzano il criminale. E su Instagram ci sono anche gruppi nei quali è possibile procurarsi armi con estrema facilità. Nessuno però vuole più metterci la faccia in queste denunce. Ma se lo sanno i genitori, come fanno a non saperlo le forze dell'ordine? È la frase che si sente ripetere nei bar, sulle panchine della piazza intorno alla fontana, dove però si vedono anziani e turisti, ma per ora pochissimi giovani. Le chiatte galleggianti di sollevamento sono arrivate in Sicilia. A breve saranno a Porticello per iniziare le manovre di recupero del Basin, il veliero affondato lo scorso agosto. Marco Gullà. Sono già in direzione Porticello le chiatte galleggianti multiuso che dovranno sollevare il veliero Basin, affondato nell'agosto del 2024 durante una tempesta. Le vediamo in queste immagini. Con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, la Ebo Lift 2 è salpata nelle scorse settimane da Ortona con un equipaggio di base. È accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano ed è arrivata 2 giorni fa al porto di Termini Imerese, dove si è fermata per caricare le ultime attrezzature di recupero specifiche per il progetto. Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si sono imbarcati per raggiungere Porticello nelle prossime ore e dare il via alle operazioni di recupero. Quella che vedete invece è la Ebo Lift 10, questa unità di sollevamento pesante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa. È partita dal suo porto di Rotterdam nei Paesi Bassi il 19 aprile e come la sua nave gemella è arrivata in Sicilia nei tempi previsti. Nei prossimi giorni verranno eseguite un'ispezione e un'analisi dettagliata del basin e dell'ambiente marino circostante da parte del sommergibile telecomandato. Intanto a Porticello iniziano ad accorrere curiosi e giornalisti di stampa estera. Il veliero potrebbe tornare in superficie entro fine mese. Adesso parliamo di un evento molto atteso a Catania, si chiama Catania Air Show 2025, domani lo spettacolo evento si svolgerà sul lungomare, c'è questa attesa, ma la notizia è che noi vi mostreremo le frecce tricolori con una lunga diretta. Sentiamo Tonino De Mana. Il
il rombo dei motori, 10, come la squadra delle Frecce Tricolori, pronte a colorare il cielo di verde, bianco e rosso per l'attesissimo Catania Air Show 2025, l'evento che apre ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche italiane porterà sul lungomare uno spettacolo senza precedenti da vivere rigorosamente con il naso all'insù. A Sigonella Base NATO, tempo di presentazioni e incontri ravvicinati per il primo abbraccio con la gente. C'è l'occasione per visitare una mostra statica e persino di farsi un giro all'interno di un velivolo militare. Ma i protagonisti sono loro, chi solca il cielo ad altissima velocità per regalare emozioni e suggestioni. La prima volta in assoluto che le Frecce Tricolori si esibiscono qui sul lungomare di Catania. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori è particolarmente bello perché riunisce tutto quello che è un po' l'italianità dell'arte, della musica e quindi anche di spettacolo, non è solo tecnicismo. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori è italianità e l'italianità è fatta anche dell'ambiente spettacolare in cui l'Italia ha ad offrire, mare, montagne, abbiamo posti incredibili, quindi sicuramente qua l'ambiente farà il suo spettacolo. A Catania, il cuore dell'evento sarà Piazza Franco Battiato, ex Piazza Nettuno, dove migliaia di spettatori potranno assistere ad un vero e proprio tributo al volo e alla maestria dell'aeronautica militare italiana. Adrenalina pura, garantita da Telecolor, che domani dalle 15 alle 19 vi proporrà in diretta le acrobatiche evoluzioni delle Frecce Tricolori. E subito dopo questo telegiornale andrà in onda in diretta Il Punto. Ci ha raggiunto in postazione Luca Ciliberti che conduce appunto Il Punto. Grazie Adelaide, buongiorno. Allora, oggi ci occuperemo di una questione importante perché parleremo dell'emergenza delle carceri, sovraffollamento, violenze, anche suicidi. Lo faremo con tanti ospiti, come sempre. Tra i tanti ci saranno il procuratore Sebastiano Ardita, gli avvocati Eleonora Baratta e Pierpaolo Montalto, ma soprattutto racconteremo storie, racconteremo e faremo vedere la testimonianza di un giovane che ha subito, è stato sodomizzato in cella. Il caso è diventato famoso qualche settimana fa, pubblicato su tutti i giornali. Racconteremo la storia di Vera, una mamma che ha perso il proprio figlio, che si trovava in cella, non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o se di altro. Racconteremo la storia di un pluriomicida che ha scontato 30 anni di carcere, è colpevole di 14 assassini, ma oggi è libero e vende frutta e verdura a Catania. Quindi storie diverse per raccontare come si vive in carcere e se questo carcere effettivamente oggi riabilita o è solamente una misura di pena che poi non ha altri sbocchi. Grazie Luca, quindi l'appuntamento è alle 14:30 su Telecolor. E adesso vediamo come stanno trascorrendo queste giornate i turisti ma anche i siciliani per rilassarsi un po'. Veronica Barbarino. È primavera, canta la siciliana Marina Rei e questo ponte del 1° maggio, baciato dal sole, lo conferma. Temperature con punte di 30 gradi in Sicilia, cieli sereni e persone già in spiaggia. Tanti i turisti che hanno scelto il relax balneare della Costa Iblea per questo lungo weekend. Famiglie, coppie, gruppi di amici, in tanti hanno approfittato delle prime aperture stagionali e degli eventi di intrattenimento organizzati dalle singole comunità locali. Siamo riusciti a ricavarci un giorno di vacanza, veniamo spesso, siamo di Siracusa, di Catania e a 2 passi, però un bellissimo posto. Dopo anni che qualcuno mi dice sempre vai a Marina, vai a Marina, vai a Marina, finalmente questa volta siamo venuti e ci siamo trovati in un paradiso. Da Verona? E perché avete scelto Marina di Ragusa per il weekend? Perché ci piaceva, è molto comoda, è bellissima la spiaggia, è bellissimo tempo. Un buon risultato nonostante un grande assente, l'aeroporto di Comiso. Voli ridotti e collegamenti limitati hanno costretto molti turisti a volare su Catania o a spostarsi in auto. Intanto il ponte regala fiducia. La stagione turistica è pronta a partire, anche se le previsioni meteo registrano un calo delle temperature e occasionali rovesci per la prossima settimana. Adesso una breve pausa, poi torneremo di nuovo in diretta. A tra poco.
Operazione di pulizia dei fondali del lungomare di Catania, ad effettuarli i militari del NAS di Sigonella assieme a volontari del Rotaract. Sentiamo Marco Carli. Lungomare ripulito, il tentativo costante di lanciare un messaggio di consapevolezza ambientale. Parte questa volta, e non è la prima, dal Rotaract Club Catania Ovest in collaborazione con altri club della zona e con la stazione aeronavale della Marina USA NAS Sigonella, con Gema a garantire l'assistenza logistica. L'attività mira a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela dei nostri luoghi, insieme i giovani catanesi e i militari della NAS con mascherina, guanti e scope. Già abbiamo fatto diverse volte per poter lanciare un messaggio di rispetto dell'ambiente marino. Abbiamo portato una squadra di una ventina di militari appartenenti a tutti i reparti della base che si stanno mettendo a disposizione proprio per aiutare la comunità locale a far trasmettere questo messaggio alla popolazione. A noi piace spenderci per la città, teniamo molto alla pulizia e a tenere con cura le cose che abbiamo. In pochi minuti i sacchi si riempiono quasi. Le opere di pulizia sono state eseguite sul lungomare, fra Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno, e Ognina. L'esempio è stato dato e si continua ad insistere. C'è un menefreghismo generale, magari butto quella carta e tanto è una sola, soltanto che siccome è un pensiero comune poi alla fine l'immondizia si accumula e abbiamo problemi del genere. Musica d'autore, grande emozione al Teatro Pirandello di Agrigento con Tricarico, protagonista della data zero del Light Blue Festival, in scena lo spettacolo che celebra i suoi 25 anni di carriera. Davide Sardo. È bastato un pianoforte, qualche parola sussurrata e l'anima nuda di un artista per incantare il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento. Tricarico ha scelto proprio la città dei templi per la data zero del Light Blue Festival. La rassegna musicale promossa dall'omonima associazione è attesa a Realmonte dall'1 al 3 agosto con la sua quarta edizione. Con Buonasera, io sono Tricarico, spettacolo diretto da Franco Godi, il cantautore milanese, reduce dal premio Tenco e dal palco di Sanremo, ha celebrato 25 anni di carriera riportando al centro l'autenticità della musica d'autore e il suo brano d'esordio Io sono Francesco. Brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare, venite bambini. Sul palco ha proposto anche alcuni dei brani più significativi del suo vasto repertorio, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra musica, parole e memoria. Ad aprire la serata, l'eleganza sonora dell'artista francese Dewey. Ancora una pausa e poi il calcio, a tra poco. Eccoci al calcio e nuovamente vigilia di match per il Palermo che domani sfiderà il Cesena al Manuzzi. Il servizio di Marco Gullà. Come nelle montagne russe, il Palermo sta chiudendo ormai il suo campionato confermando l'ondivago rendimento. È mancata sempre la continuità, che invece hanno avuto squadre come Sassuolo, Pisa e Spezia e in parte anche la Cremonese. Rosanero adesso attesi dalle ultime 3 partite della regular season. Dopo la sconfitta interna con il Südtirol, domani al Manuzzi c'è il Cesena. Il Palermo è sesto, ma ancora non ha la matematica certezza di giocare i playoff. Non c'è tempo neanche di pensare a quello che è stato, anche se dovremmo analizzarlo perché è stata una partita non positiva nel risultato e nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo, però dobbiamo ripensare alla prossima, dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare positività e mettere dentro tutto nella prossima partita. Dionisi sta pensando ad alcune novità in vista della sfida con il Cesena. L'obiettivo è apportare qualche modifica per ridare energia a una squadra apparsa in affanno nella ripresa con il Südtirol. Verre si candida per una maglia da titolare, potrebbe esserci spazio anche per Ranocchia. Ceccaroni ha un problema alla spalla destra, potrebbe giocare Nicolau. Domani al Massimino arriva il Giuliano. Toscano chiede come sempre ai suoi concentrazione massima e si affida all'11 collaudato delle ultime partite del Catania. Marco Carli.
Le sicurezze che provengono dalle ultime uscite e dalle formazioni messe in campo, ma anche le sicurezze che derivano dalle alternative. Pensiamo a Dal Monte, autore dell'assist per Inglese a Potenza, o Sturaro che ha salvato sul tiro di Berrengia. Quelle alternative che fino a 2 mesi fa al Catania non c'erano e che adesso ci sono nel momento migliore della stagione. In avvio di play-off con il Giuliano in casa, 2 risultati su 3 da sfruttare contando sulla stessa concentrazione. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, che ci ha portato a fare tante vittorie, a fare tante prestazioni convincenti, a alzare il nostro livello competitivo con le altre squadre. Intanto il gruppo si arricchisce della presenza di un nuovo dirigente, Zarbano nel ruolo di direttore generale, per lui accordo biennale, sarà allo stadio. Tornando a Toscano, il tecnico, a proposito di sicurezza, si affida a interpreti che hanno fatto la differenza per il Catania nelle ultime gare. Un 11 collaudato con l'alternativa a centrocampo rappresentata da Quaini. Un 11 che ha dato risposte. Celli per esempio, Oraimo, così come Lunetta fra i trequartisti. Devi fare la partita da Catania, devi fare pronto ad affrontare un primo turno di playoff nella giusta maniera e al meglio di te stesso. Catania Giuliano sarà come sempre seguita da Telecolor, 3 ore live con inizio alle 19:30, collegamenti con lo Stadio Massimino, commenti da studio e a fine gara le interviste ai protagonisti. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.